Maxi operazione dei carabinieri tra Liguria, Piemonte e Toscana, smantellata un'associazione per delinquere specializzata in furti in abitazione. All'alba i militari hanno eseguito misure cautelari in diverse province, tra cui La Spezia, Torino, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e Novara. Coinvolte complessivamente 13 persone. Per 8 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altre 5 risultano indagate a piede libero. La base operativa del gruppo è stata individuata a Sarzana. 2 i presunti capi dell'organizzazione, mentre gli altri membri si occupavano di furti, logistica e ricettazione. Le indagini, avviate nel 2025, hanno permesso di ricostruire oltre 80 episodi tra furti e tentativi, spesso ai danni di persone anziane, per un danno complessivo superiore ai 400.000 euro. Particolarmente sofisticato il metodo: veicoli rubati o con targhe clonate e cambi d'abito durante la giornata per sfuggire ai controlli.